Siamo online. Siamo online. Va bene, però siete tutti di schiena, Allora, cominciamo. Ci sono altri bimbi, altri ragazzi che aspettano fuori. No, sì, ma se ci sono se ci sono i film, no, allora quelle poche sedie che trovate venite pure sedetevi. Anche qui possiamo mettere una sedia se lo sì, anche si stringe, sì. Spingete ancora un po' in seconda fila. Spingetevi ancora un po'. Allora, mi spingono a iniziare, sono le 6:30 e quindi iniziamo. Sono dentro tutti, quelli fuori o... Sì. Ancora uno. Allora, buonasera a tutti. È bellissimo vedere questa stanza piena, per cui è la stanza dove nascono le idee, no? Quindi hanno sempre tante idee. Allora, oggi vi presentiamo il nostro 7° libro e gli altri 6 sono questi qua, quindi se non ce li avete preparateli, no? Perché proprio bisogna averli nella propria biblioteca. E la nostra prima avventura è stata I segreti del tagliamento, l'anno del Covid, questo qua. Poi ci è piaciuto e ci siamo fatti prendere un po' la mano, ecco. In realtà è il nostro desiderio. Il nostro desiderio che è quello di diffondere più cultura possibile, perché viviamo in un mondo un po' particolare e secondo noi più diffondiamo cultura sulla natura, soprattutto anche sulla storia del nostro territorio, e più speriamo che le persone si sensibilizzino, no? Magari è vero che siamo pochi, siamo piccoli, però insomma noi abbiamo sempre questa speranza, quindi il nostro desiderio è proprio questo. Chiaramente non è solo questo, perché la nostra, come si chiama? La nostra ricompensa è il divertimento, ovviamente, no? Perché lavoriamo tantissimo, però anche ci divertiamo. Quest'anno ci siamo divertiti particolarmente perché abbiamo avuto 2 nuove entry, no? Nel nostro gruppo che hanno decisamente abbellito e dato qualità a questo libro. Una persona ce l'abbiamo qui in prima fila che si è tinta apposta per questa occasione, che è lei, che poi ve lo farà vedere Giulia, è lei che ha interpretato, dipingendo gli alberi di cui vi abbiamo raccontato nel libro. E poi l'altra grande new entry è il nostro Luca, che si è fatto tutte le uscite in sequenza, perché questi sono gli itinerari, 10 itinerari dei 12 che abbiamo fatto l'anno in cui abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra SAF, no? Solo che lui non era ancora, non sapeva di questo progetto e quindi ha dovuto fare tutte le escursioni in sequenza per andare. Noi l'abbiamo accompagnato, non è che l'abbiamo lasciato da solo, era sempre accompagnato. E quindi è proprio il nostro Luca Cassotto che ha fatto tutte le foto di questo libro, ma poi vi racconterà lui nel particolare. E cosa posso dirvi? Beh, ovviamente la protagonista assoluta è la Giulia,
la nostra giovanotta, che però oggi devo raccontare un aneddoto. Stavo parlando con lei, chattando, perché dobbiamo fare una proposta all'alpinismo giovanile, e mi dice: quando ero bambina io mi davano il telefono a 17 anni, cioè già vecchie, capito? Era il nostro orgoglio perché era più giovane ONC d'Italia, e oggi mi dice: quando ero bambina io, no? Guarda per tutti, ecco. Quindi già invecchiata anche lei. Insomma, lei ovviamente è l'esperta degli altri, quello che ha scritto i testi e che ha corretto le mie castronomate. È così. Il giovane di me, però le castronomate, dicevo io, ogni tanto mi scriveva: ma dove hai preso questa notizia? Comunque, devo dire la verità che è stato emozionante scrivere questo libro. Poi, chiaramente, abbiamo avuto altre firme importanti, perché abbiamo messo un contributo qui anche Daniele Zolli, non so se voi avete mai letto i suoi libri, ma se non li avete letti ve lo consiglio, e anche Michele Zanetti, che è un altro che scrive dei libri bellissimi, ma veramente bellissimi, quindi prendetevi nota di questi due nomi, a parte che non potete il libro, perché oggi a tutti quelli che sono qua regaliamo il libro, ma non in cambio di niente, nel senso che noi vi regaliamo il libro, ma voi fate la pubblicità al libro, che non ha uno scopo di lucro, di guadagno, perché voi sapete che noi siamo tutti volontari, ma proprio quello che vi dicevo prima, cioè diffondete e cerchiamo. Quindi in cambio di questo regalo noi vi chiediamo insomma di parlare di questo libro e soprattutto insomma, di dire che c'è a disposizione la possibilità di avere questi facili itinerari per scoprire il nostro Friuli Venezia Giulia. Poi hanno collaborato anche, che si è seduto laggiù in fondo, che fa finta di niente, buonasera, il nostro signor Cantarutti, Gianni, che ha quella bellissima xiloteca a San Giovanni a Martisone, e vi consiglio oggi che siete qua, che siete degli eletti, di così estorcergli una visita. È vero? Se andate su internet, Xiloteca Cantarutti a San Giovanni a Martisone, ci sono tutte le modalità per poterla visitare, ed è veramente un'esperienza bellissima, non solo culturale ma sensoriale. Quindi ve lo consiglio. Chiara oggi non c'è qua, ma vi mando i suoi saluti perché in Vietnam ha collaborato con noi anche Andrea Maroè, che ha inserito all'interno di questo libro anche tutta la legislazione del Friuli Venezia Giulia che la regione utilizza per censire i grandi alberi e tutti quelli che sono i passaggi per dire questo è un albero monumentale. Quindi lui ha contribuito con questo, ma soprattutto con un testo molto emozionale che si intitola Il lavoro più bello del mondo, che veramente leggerlo mi fa i brividi, quindi vi consiglio di leggerlo. E poi che dire? Chi è che rende questo libro piacevole e lo mette in questo formato? Perché è vero, noi potremmo mettere tutta la nostra cultura, fotografie, tutto quanto, ma se non c'è qualcuno che poi mette insieme tutti questi lavori, cioè resterebbe tutto qua. E questa è la nostra Laura Sanna, che ha impaginato tutti questi bellissimi libri. Per me è particolarmente raccomandata. No, perché lei è mia figlia e tutte e due abbiamo questa
come si chiama, questa dote, insomma, artistica, e in questi libri noi riusciamo a metterla insieme, no? Quindi mamma e figlia, insomma, che riescono a trovare un luogo comune dove poter mettere le proprie. Adesso lascio la parola alla Giulia, ma prima di lasciare la parola alla Giulia vi porto intanto i saluti del nostro presidente Umberto Sello, e poi qui abbiamo anche il è colpa di Marco, mi ha detto guarda che c'è Giovanni, è il nostro Giovanni Durati che è il presidente del CAI regionale. C'è Sello, dov'è? Ecco, comunque, insomma, abbiamo anche il nostro presidente che è venuto ad onorarci questa presenza per questa occasione. Allora, cosa posso dire? Adesso ho detto tutto e lascio la parola a Giulia che ci introdurrà in questo mondo degli alberi del Friuli Venezia Giulia, che è insomma l'autrice dei testi. La destra frutte. La destra frutte vecchie. E qualche rezzomine, i dati del cellulare a 60 anni. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qua. Io partirò spiegandovi come è strutturato il libro e poi farò un breve cenno delle varie 10 escursioni, giusto per darvi due idee di dove sono e cosa si andrà a vedere. Allora, partiamo, vediamo quelli che sono i primi 10 itinerari che abbiamo scelto e ho deciso proprio di proporveli come mappa, quindi sono in ordine proprio come li trovate all'interno del libro. Troviamo alberi di frontiera, quindi Gorizia e Nova Gorica, vita transfrontaliera che abbiamo potuto fare, Pagagna e Gessi Secolari, Mogesta, il bosco bandito di Pino Nero, Beyond, il bosco dei giganti distesi, e dopo vi spiegherò perché questo nome, la Val Prescudina e i tassi monumentali, quindi siamo nel Pordenonese, del lago di Barcis, Cleulis, il bosco bandito di Faggio, la foresta millenaria di Tarvisio, quindi Val Saisera, la foresta del Cansiglio, sempre Pordenonese, il castagno di Canalaz, Valli del Nazzone, Pino Nero e Abete Greco nel Carso Triestino, quindi l'escursione che abbiamo fatto. Quindi ogni escursione è formata, come dopo anche Laura, come dico io per Laura, c'è sempre la parte introduttiva, e la parte introduttiva, come ha detto Denia, è correlata da uno dei disegni di Linda. Quindi chiamiamo Linda a spiegare i suoi disegni, che meglio di lei non c'è nessuno. Allora, per questo lavoro ho pensato di mettere insieme un po' che cos'è per me il territorio del Friuli, che per me è un grande sentimento d'amore, e allo stesso tempo anche mettere un po' l'idea di arte che ho sviluppato un po' negli anni. E quindi i disegni non sono tanto rappresentativi, diciamo, degli alberi proprio come li vediamo, come le immagini, sono un po' un sentimento che vengono fatti poi da una mano molto facile, con la cera, che è un medium che viene usato proprio dai bambini, e quindi ho voluto giocare un po' con una memoria da bambina, proprio come dicevo prima, e quindi questo è più un sentimento che volevo dedicare a questo libro, una rappresentazione. Tanto le fotografie ci sono, quindi non ho bisogno di essere proprio esplicita. Benissimo. Quindi vi mostro alcuni, ve li spoilerò, ma non tutti. No, 5. Allora, il primo, questo era del Cansiglio, come vedrete anche in questa foto fa del Cansiglio, quindi sono stati in autunno e la Linda giustamente ha ripreso questo autunno anche in Cansiglio. Pino Nero a Mogesta, Castagno di Canala, castagno in generale, e quindi questo qua è come si presentano le prime due pagine
di ogni escursione, quindi un disegno di Linda e una piccola introduzione al titolo dell'escursione. Questo qua è l'agrifoglio, simbolo un po' anche del bosco di Panovez, che dopo vi parlerò, e il faggio, Leulis, il bosco bandito di Faggio. Quindi questo è quello che trovate le prime due facciate di ogni escursione. Successivamente ci sono quelle che io chiamo curiosità, approfondimenti, notizie riguardanti il posto dove verrà fatta l'escursione, riguardanti anche l'albero, riguardanti la storia che c'è dietro quest'albero. Ve ne porto alcune, ma in realtà ci sono tantissime, diciamo tra le 3 e 4 per anche più per ogni escursione. Quindi questa sera c'è anche il professor Pietro Zandi Giacomo, che ha curato questa bellissima curiosità, quindi a Fagagna, proprio alla Gelsi Baticoltura, e lui ha fatto veramente una curiosità bellissima sulla storia, ecco. Andiamo avanti, Cansiglio, la chimica segreta dell'autunno, il perché e come gli alberi cambiano il colore delle foglie. Questo ce l'ha fatto Daniele Zovi. Poi i boschi di protezione, qua siamo a Mogesta, il perché viene denominato bosco di protezione e a cosa serve. L'ha fatto Antonio Tomau, che è un professore dell'Università di Udine, che non è riuscito a venire, ma ci ha dato una buona mano. Qua l'asilo degli alberi, curiosità che è nata da una nostra ricognizione, e abbiamo visto questa cosa bellissima e abbiamo detto: ma guarda qua che roba! E Michele Zanetti ci ha fatto la curiosità su questa cosa bellissima che abbiamo visto, quindi era una buca all'interno della porzione di bosco dove ha tagliato gli alberi, per essere chiara, in cui si vedevano proprio gli alberi giovani che tornavano a crescere, e lui l'ha denominato l'asilo degli alberi. La leggenda del castagno, Castagno di Canalaz, la leggenda che viene tramandata proprio per quello che è il castagno e perché si trova lì. Quindi queste un po' sono le curiosità che trovate, ma ce ne sono tantissime. Questa qua è la registrazione di Paolo che ce l'ha raccontata quando siamo andati a fare le foto, a vedere il castagno. Dopo le curiosità ci sono le schede botaniche, quindi sono 2 facciate sempre, in cui vedete così, hanno proprio questa colorazione verde più scuro, in cui vengono spiegate proprio le caratteristiche botaniche dell'albero e le foto sempre di Luca. Quindi sono fatte 1 o 2 per ogni escursione sugli alberi, diciamo, blu dell'escursione. Ve ne porto alcune più semplici, alcune più particolari, giusto per mettervi un po' di curiosità. Faggio, che lo conoscete tutti, quindi vedete la pianta nel suo insieme, le foglie, la corteccia, il frutto, sempre foto che ci permettono di capire tutte le caratteristiche dell'albero. Il pino nero, che troviamo sia a Mogesta che sul Carso Triestino, anche in questo caso tutti i vari caratteri della pianta. L'agrifoglio, simbolo del bosco di Panovez, quindi Nuova Gorica, un gioiello di un bosco proprio incastonato quasi nella città. E qua è molto bello perché viene spiegato il perché le foglie presentano 2 forme diverse, non ve lo dico. Se avete gratis, la sequoia, pianta che in realtà non siamo abituati a vedere, questa qua si trova in realtà in Veneto, infatti l'escursione del Vajont parte da una prima parte a Lungarone dove c'è questa sequoia secolare che ha resistito all'onda del Vajont, infatti si vede la cicatrice sul tronco, e poi dopo è una pianta che è, diciamo, molto particolare a vederla, ha tutto il suo rispetto. Tasso, pianta bellissima, ma detta la pianta della morte, quindi viene spiegato anche il fatto che è estremamente velenosa, pianta molto molto bella. L'ultimo molto particolare, anche questo, pianta che non è originaria delle nostre zone,
il cipresso calvo, una pianta veramente molto molto bella, che ve la lascerò scoprire. Vi faccio vedere questa foto e questa foto qua, sono delle radici che permettono alla pianta di respirare, perché vive in ambienti umidi dove c'è per gran parte dell'anno comunque un po' di acqua e quindi lei ha queste radici che gli permettono di crescere al di sopra del livello dell'acqua e respirare. Questa qua l'abbiamo vista sempre al bosco di Padova, molto particolare, molto bella. I percorsi, quindi dopo tutta la parte iniziale si arriva alla descrizione del percorso, quindi proprio l'escursione vera e propria. E qua la Laura ha avuto l'illuminazione. Vuoi dire tu come Sì, va bene. Allora, poi qua abbiamo impostato in modo tale da avere un po' tutto chiaro quella che è l'escursione in generale. Quindi abbiamo una fascia sulla destra che presenta tutti quelli che sono i dati tecnici, quindi la lunghezza, la difficoltà, il dislivello, il tempo di percorrenza, così come se c'è qualcuno come me vede troppo dislivello, troppa lunghezza, non ci va. Comunque sono tutte fattibili, l'ho fatte anch'io. E anche molto importante il punto di partenza, perché è fondamentale anche sapere dove dobbiamo parcheggiare, tanto da dove partiamo, così non ci sono scuse, possiamo farlo tutti. Sulla parte invece centrale abbiamo la cartina del Friuli, così sappiamo dove siamo dislocati, e sotto la cortina troviamo un mappa pagina 152, così poi possiamo già andare a vedere sulla cartina come fare tutta l'escursione. Abbiamo anche una parte introduttiva dell'escursione, così sappiamo già che cosa troveremo. E poi una piccola curiosità che abbiamo introdotto quest'anno, una biblioteca con dei suggerimenti, dei libri che parlano proprio di questo argomento. E poi la biblioteca chiaramente la trovate a fine libro, e così potete approfondire e vedere se vi incuriosisce nella biblioteca. Esatto, noi vi abbiamo suggerito dei libri, abbiamo pensato sia per approfondire la zona del Friuli, perché come vedete il libro già è grosso, e quindi se mettevamo tutto quello che ci piaceva, a me, a Giulia, a Laura, a Mira, sarebbe venuta da 3 anni. Allora abbiamo trovato questa soluzione. Abbiamo messo via i libri che abbiamo consultato, abbiamo detto diciamogli i titoli e che se li vengano. Quindi da questa è nata perché è difficile, sapete, raccontare, perché ci sono un sacco di cose che vorresti mettere, no? Lei dice, no, dai, mettiamo questo, io no, ma Giulia. Così è strutturato, quindi poi c'è la parte dell'itinerario che quasi sempre sborda, sono sempre 3 facciate, ecco. Poi vi ho messo un altro caso qui in Cantiglia proprio per rivedere lo stesso schema, quindi i 2 box, la mappa e la cartina geografica, la piccola introduzione e poi il testo, sempre con tutte le foto di Luca che non mancano mai. In ultimo, per ogni escursione, la mappa. Qua vi ho messo quella di Padania. Ogni mappa che sono state fatte da Luca Cadez, che è un professore dell'Università di Udine, c'è sempre il punto di partenza, l'itinerario, poi i posti dove sono segnati nel libro, dove c'è qualcosa da vedere, e il punto d'arrivo. Questa qua in realtà punto di partenza e arrivo non stanno lo stesso, ma è l'unica. Organizzatevi. Quando non vedete che si chiude, sappiate che o tornate indietro, ma ve l'abbiamo scritto, o se andate in compagnia, lasciate le 2 auto. Questa ad esempio Montesso si parte e si arriva sempre allo stesso punto, quindi viene proprio spiegata la partenza, tutto il percorso. In fondo c'è la peculiarità, quindi Montessa di qua, Montessa di là, il bosco partito di Pino Nero. Sì, chiaramente se poi voi andate via con una quadrato, cioè non è che dovete tornare lì, se siete gente che cammina, si trova una percorso ovviamente, ma perché noi non possiamo mettere tutte le varie possibilità. Qua il Cansiglio, ad esempio, un altro percorso che abbiamo proposto, quindi
parcheggio, poi tutto il percorso con i punti più peculiari e poi si ritorna al parcheggio. Queste sono le mappe, giusto per darvi un'idea. Scusa Giulia, questa del Consiglio, così come quella del bosco di Panoves, noi vi abbiamo messo un percorso, ma ce n'è infiniti. Quindi noi vi abbiamo proposto uno, poi le conferenze sono. Non c'è un percorso. Quindi le mappe sono sempre a due facciate, quindi sono anche belle e grandi da poter consultare. Quindi vediamo al volo le escursioni. Partiamo dalla prima, quindi quella transfrontaliera, Gorizia e Nova Gorica. Le foto sono tutte di Luca, dopo parlerà lui, ma io intanto ve le mostro. Allora, niente, questa escursione in realtà è composta da due tappe. La prima al bosco di Panoves, che è a Nova Gorica, la seconda al parco Basaglia, in centro a Gorizia. Quindi vediamo un po' il bosco di Panoves, è un bosco molto bello, ben tenuto. Come vi ho già mostrato prima, c'è questa pianta bellissima che è il cipresso calvo, c'è anche l'abrifoglio, i facci, tantissime bellissime piante, l'altro che tulipani, la quercia rossa, secolare. E qua un'immagine dal drone, quindi vedete proprio che è veramente attaccato alla città, o perlomeno abbraccia la città di Nuova Gorica. E poi la seconda parte dell'escursione è giusto una visita al parco Basaglia, che anche lì ci sono veramente tante piante secolari. Seconda escursione, Pagagna e i Gelsi secolari, qua diciamo la più vicina a Udine. E quindi viene proposto questo percorso che prevede una visita a Ciote Concel, Casa Bellis, dove vediamo questi gelsi molto importanti, e poi una visita al gelsetto di San Giovanni in Colle e per finire l'Oasi dei Quadris, dove diciamo che pieni di cicoglie. Chiaramente se andate qui è sempre, noi vi consigliamo anche di contattare Casa Concel e poi soprattutto per voi che siete i prediletti, là c'è il prof, se riuscite ad avere anche il prof che vi racconta, che lui siete proprio in una botte di carne. Terza escursione, Mogessa, il bosco bandito di Pino Nero. In realtà Mogessa sono due borghi, abbiamo chiamato le frazioni gemelle, quindi c'è Mogessa di qua e Mogessa di là, perché c'è il fiume il ruscello in mezzo, quindi di là e di qua. Molto caratteristici come borghi, belli da vedere, ma quello che è il fulcro è il Pino Nero. Qua abbiamo messo una foto e qua vediamo l'abitato di Mogessa di là, col bosco di Pino Nero alle sue spalle, che però da 2 anni ha avuto problemi a causa di un fungo, quindi gran parte delle piante sono morte, però comunque merita andare a vederlo. Sì, non pensate che perché tutte le piante sono morte, è veramente un'esperienza mistica, esatto, molto veramente incredibile, soprattutto se vi addentrate un attimino e arrivate proprio in quelli enormi, sono secolari. Quindi non fermatevi dal fatto che gli altri sono morti. Andate, a maggior ragione. Vajont, escursione anche questa a cavallo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, quindi come ho già detto la prima parte, zona Longarone, in realtà da camminare 10 minuti per vedere la sequoia, che è questa qua. E poi viene proposto questo percorso che in realtà è il percorso sotto il Monte Tocco fino ad arrivare alla diga. E adesso vi dico perché i giganti distesi. Questo qua è un albero che vengono definiti anche come i vascelli del Vajont. È un abete rosso che era ancora sul Monte Tocco, è stato portato giù dalla frana, non è mai morto. Quindi le radici sono sempre rimaste all'interno del terreno. La pianta, ovviamente, sapete che l'abete rosso vive di dominanza apicale, essendo che la gemma apicale si è
alla fine era a terra, era più bassa, sono partiti i rami e hanno formato nuovi alberi. Quindi questi qua in realtà sono un unico albero, ma sono i vecchi rami dell'albero. Quindi da qua il nome vascello o gigante distesi, come l'abbiamo definito. Sì, vascello perché chiaramente hanno navigato sul corpo della frana, e quindi questo percorso qua permette proprio di camminare al di sopra della frana del territorio. Quinta escursione più in su del lago di Barcis, se qualcuno non sa dov'è, la Valle Pescurin, è una valle bellissima, diciamo quasi incontaminata, perché è veramente spettacolare, c'ha queste faggette veramente bellissime, in cui si trovano questi alberi di tasso, che anche in quella foto lì vedete quelli là verdi. Siamo andati proprio in autunno per vedere questo risalto. Tassi monumentali che hanno raggiunto età importanti, si parla di oltre 500-600 anni, le piante stimate. Qua vedete un esempio, ma ci sono più di un tasso secolare. E qua un'altra foto della terza in cui vedete i tassi, veramente ce ne sono tantissimi, e non si vede, ma immaginate sopra c'è tutta la copertura di faggio, quindi proprio la struttura proprio vigiana di questa foresta. Sesta escursione, Cleulis e il bosco bandito di Faggio, escursione semplice, per Laura. È la prima che abbiamo fatto, no, seconda che abbiamo fatto, prima che abbiamo fatto. Sì, è semplice. Allora, è un'escursione molto bella, non c'è tanto di bello, e permette di vedere questo bosco bandito. Scoprirete perché bandito non ve lo dico, sono cattiva. Bosco bandito di Faggio, quindi durante l'escursione vedete tantissime piante. Di Luca ha iniziato a capire che morte doveva morire con me. E comunque vi mostro alcune foto, qua vedete un bellissimo faggio, ma la funzione principale di questo bosco è quella di protezione dell'habitat sottostante, e quindi proprio qua vedete un'immagine del perché gli alberi, come gli alberi hanno questa funzione di protezione. Di che morte doveva morire, perché lo spiego io, perché il backstage sono vecchi. Perché lui era il fotografo, ma lei, come potete vedere da come parla nella postura, è molto comandina, no? Quadratura, ce facciamo tutti, e lui correva. Dopo invece l'abbiamo un po' lasciata a casa, perché Bene, settima escursione, la foresta millenaria di Tarvisio, quindi un'escursione che si sviluppa in Val Saltera, ricarica anche un pezzo sul sentiero della Grande Guerra. E qua cosa il fulcro di questa escursione sono gli abeti rossi che crescono qua perché si fanno il legno di risonanza, da cui venivano utilizzati per fare le casse armoniche dei violini. Quindi in questa escursione proprio vedrete ci sono anche i cartelli che spiegano queste cose, e quindi un'escursione molto bella, ai piedi anche del montaggio, che qua lo vediamo sul suo splendore, e si riuscirà anche ad andare a vedere il sasso bucato, simbolo anche della Grande Guerra. Ok, questo è ciò che ho trovato su web. Sì, questa è Allora, escursione numero 8, il Cansiglio, che è bello in tutte le stagioni. Siamo andati andati perché qua mi hanno lasciato a casa in autunno. È un percorso molto bello che ci permette di vedere la riserva integrale di Cansiglio, quindi una zona di foresta dove viene lasciata la libera evoluzione, e poi il percorso ricalca parzialmente il sentiero del motore alpino, che scoprirete che cos'è, e poi molto bello il Cansiglio, proprio per, voi vedete questa piana circondata da questo
da queste montagne. È molto importante anche l'impressione termica che c'è in Cansiglio. Quando andiamo in montagna siamo abituati a vedere i faggi più bassi rispetto agli abeti rossi che si trovano più in alta quota. In Cansiglio è l'opposto, perché in basso all'interno della piana è più freddo rispetto all'esterno, quindi è un'altra peculiarità molto bella dei Cansiglio. Veniamo dalle mie parti. Il castagno di Canalaz. Qui abbiamo dovuto portarla. Siamo andati da Paolo, che c'è anche stasera, a vedere il bellissimo castagno di Canalaz. E quindi questo un po' abbiamo fatto, c'è anche l'escursione sul Monte San Martino, però diciamo che il fulcro è questo albero che in realtà per arrivarci si sta veramente poco dalla macchina. E poi siamo scesi anche all'interno del borgo di Canalaz, dove c'è il Museo della Vita Contadina, sempre gestito da Paolo e dalla sua famiglia. Che è una chicca, Bellissimo. non è stato, perché è proprio un'immersione in un altro mondo. Ultima escursione che vi proponiamo, pino nero abete greco nel Calcio Testino, quindi 2 piante, 2 conifere, che sono state utilizzate per i riboschimenti. All'interno dell'escursione viene proposta anche un tratto del sentiero all'interno di una particella che è stata utilizzata proprio dalla regione per fare le prove, per vedere quali erano le piante che ben si adattavano all'ambiente carsico. Diciamo che il pino nero è quello che si adattava alla stragrande. L'abete greco si trova in alcune zone, ovviamente non ha tutta questa adattabilità del pino nero, però comunque fa la sua parte. E poi vediamo un'altra zona dell'escursione molto bella sul Sciglione Carsico, quindi qua siamo all'imbocco della Varusandra. L'abbiamo vista anche al tramonto e meritava. Quindi io con questo concludo e lascio la parola a Allora, adesso, intanto che Luca si prepara, volevo dirvi che pensavo, perché anch'io durante l'anno delle escursioni non ho fatto tutte le escursioni, quindi ho fatto alcune, e pensavo che il Cansiglio sarebbe stata quella più emozionante, perché insomma, tutti quei colori. Invece sarà poi perché l'ho fatta anche il giorno del mio compleanno, adesso non so quanto hai fruito questa cosa, e perché è venuta anche Laura, e perché mi abbiamo portato loro, perché io sono Astenia, si aveva portato tutta, ma credo che anche loro appoggino questo pensiero, entrare nel bosco del Valiant, cioè, non so neanche come dire però parole, è una cosa, non riuscivamo neanche a parlare, cioè veramente c'è una densità dentro di non so dirvi cosa, che è, non so, indescrivibile, veramente indescrivibile. Allora, buonasera, vi mando intanto un po' di fotografie in slide. Funziona tutto. Solo? Sì. Ok, così ve le vedete anche un po' grandi. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io leggerò, mi dispiace. Sono appena tornato da Vienna, ho anche qualche compagno di viaggio per trovarmi e sono ancora un po' poco lucido per rischiare di non perdere, quindi perdonatemi. Comunque mi presento, velocemente sono Luca Passotto, sono un fotografo professionista. Solo che, diciamo, il mio studio si chiama Passotto Max e sono anche insegnante di fotografia nei corsi che faccio nel mio studio e insegno anche fotografia all'università. Sono appassionato di escursioni in montagna e parte della mia infanzia e della mia gioventù è vissuta a Tarvisio. Sono socio SAF da pochi anni purtroppo, però mi rifarò. Anche lui non è
perfetto. Non sono perfetto, Però però aspira. mi sarebbe piaciuto incontrare. E quindi per me è un grande piacere essere qui questa sera a presentare questo libro, anche perché quando si lavora per molti mesi a un progetto come questo, camminando sui sentieri, nei boschi tra una stagione e l'altra, arrivare a un momento come questo è bello perché le immagini finalmente le puoi condividere. E io lo faccio da molti anni questo lavoro e mi è capitato spesso di raccontare attraverso le fotografie, però questa volta qui è stata una storia un po' diversa dalle altre. Diversa innanzitutto per le persone che ho incontrato. E quando siamo venuti qua, abbiamo iniziato con questo progetto, mi sono accorto che avevo a che fare con persone molto competenti, molto appassionate e che mi hanno veramente accompagnato. E quindi camminare in un bosco con chi lo conosce veramente cambia completamente il modo in cui lo guardi. Difficile, ma bello. Un conto è attraversare un bosco, un conto è cominciare a capirlo. Per me è stato così e devo dire che ho imparato veramente moltissimo, non solo dal punto di vista fotografico, ma proprio nel come osservare questi ambienti, osservare la struttura di un bosco e capire perché certi alberi crescono in un certo modo o perché alcuni luoghi hanno questo equilibrio particolare. Soprattutto ho imparato a rallentare, ho imparato a conoscere gli alberi e ho anche sostenuto un esame. No, sì, la verità. Benissimo. Voto? 8,5. Perché ogni volta chiedevo, diciamo, veramente, è stato soltanto un alleno durissimo, ma ce l'ho fatta. Comunque non basta passare questi ambienti, bisogna capire che bisogna anche fermarsi, aspettare, osservare. Quindi l'approccio è stato quello dell'escursionista per me. Quindi mi sono preso lungo il cammino del tempo per rifinire uno scatto fotografico e poi avanti. Quindi non ho avuto proprio l'approccio del fotografo naturalista che va con un luogo con degli obiettivi ben precisi a cercare la luce giusta, l'ora giusta. Noi abbiamo fatto le escursioni, abbiamo deciso con qualsiasi condizione di luce e di tempo. Quello che troviamo faremo, vero? Quindi diciamo, a parte insomma, eventuali rischi legati al meteo, abbiamo cercato di evitare o abbiamo schivato per poco, comunque abbiamo cercato di fare in ogni situazione il nostro meglio. E poi c'è un altro aspetto che voglio dirvi che per me è veramente importante. Quindi io credo che per me è un grande privilegio quando il mio lavoro contribuisce a raccontare qualcosa che ha un valore per la comunità. E in questo caso parliamo di una realtà importante e storica come la Sassari. Mettere il mio lavoro, il mio impegno al servizio di un progetto così, in una società con una storia così lunga e importante, radicata nel territorio, nella cultura, nella montagna, è per me un vero onore. E quindi realtà come queste custodiscono conoscenze, esperienze, divulgazione, educazione, una passione che vanno oltre un singolo progetto come questo. Custodiscono il modo di vivere della montagna, della natura, con rispetto, con semplicità e con profondità. E da questo, credo che questo libro è nato con questo spirito. Intanto la semplicità, appunto, è il rispetto, anche perché adesso comunque c'è un'epoca in cui la fotografia e le immagini hanno preso, insomma, delle strade insomma, un po' si è tutto accelerato, adesso c'è l'intelligenza artificiale, ci sono diciamo, molti strumenti per accentuare colori. Io credo che comunque la natura vada rispettata, quindi le immagini che abbiamo voluto proporre sono immagini comunque anche proposte in modo realistico, semplice, più rispettoso possibile. Porterò con me molte cose da questa esperienza, giornate bellissime passate nei boschi con voi, le luci incredibili che ho trovato e che mi hanno regalato questi ambienti e che vi invito a andare a cercare, le conversazioni, gli incontri con persone speciali e alla fine dietro al progetto ci sono sempre persone, come avete capito, quindi volevo veramente ringraziare quelle che mi hanno seguito e che sono soprattutto Giulia, Denia, Marco, Laura,
Il nostro team qua, insomma, principale di questo lavoro qua, voi non avete idea della passione e della competenza che hanno queste persone qua. Quindi grazie ancora a tutti voi che siete qua, perché insomma un libro in fondo esiste quando qualcuno lo apre, lo sfoglia, lo condivide, e magari lo conserva in una casa e lo porta avanti nel tempo. Quindi buona lettura e grazie. Mi raccomando, libro, però questi mai a casa, sempre nello questi sirupini nel guardo, tornate qua, ce n'è ancora, no? Però Luca, beh, tanto grazie perché voglio dire, avere passato che ci fa le foto, tanta roba, dice Laura. Laura, per esempio, sempre per i backstage, no? Che dice, mamma, altro libro, perché voi non immaginate il lavoro che c'è dietro. Allora, poi quando invece Luca gli ha detto, ma senti, ma che non avresti un progetto, per me piacciono gli alberi, e lui mi fa, mamma, lo faccio volentieri. Se c'è Luca, giusto? E quindi sappi che i prossimi, ovviamente sono sono un po' quegli aneddoti, insomma, che poi rendono questi progetti proprio veri. Ma Luca c'ha anche una sorpresa. Nel libro che abbiamo fatto all'inizio proprio una piccola sorpresina, un regalo e altra sorpresa. C'è questo bellissimo QR code che voi potete aprire. Questo QR code vi porta a questa gallery dove potrete vedere le foto anche belle grandi. E ci sono anche più foto di quelle che sono sul libro che abbiamo, insomma, ci sembrava un peccato sprecare, il libro deve essere portato nello zaino, non poteva essere grande, grosso, quindi, però qua insomma, potete vederli, godere le fotografie in modo un po' più grande. L'opportunità che ho voluto dare è in questo caso qui quello di potervi stampare delle fotografie in carta fotografica molto speciale, che si chiama Fine Art, che non è facilissimo da ottenere, quindi tutte le foto che vedete, se voi andate a cliccare qua nell'angolo, potete ordinarle nel formato che volete e ve le stamperò io personalmente, che io sono anche stampatore Fine Art. Quindi se qualcuno di voi vuole avere in casa qualche stampa fatta bene, queste immagini che vedete, volentieri, comunque potete godervi la gallery. Io per esempio, adesso nell'appartamento in cui ho abitato a Martignacco, siccome ho sofferto molto il periodo del Covid, no? Che sono stata 40 giorni chiusa dentro lì, e ho un'amica che è appassionata di foto, lei è una professionista, e quindi mi sono fatta dare un bosco di pagine, no? Un bosco di pioppi, un boschetto di pioppi con un po' di neve. Ho fatto stampare una cosa alta come la parete praticamente, in una spalletta di una porta che avevo bella larga così. Ho messo il bosco perché ero talmente stufa di non vedere niente che mi sono portata il bosco in casa, per esempio, no? Quindi comunque io ringrazio tantissimo Luca perché, come ha detto lui, chiaramente lui da fotografo è arrivato e vedi alla luce allora il cavalletto, Luca mi ha detto andiamo a camminare e facciamo vedere il nostro Friuli che piova, che ci sia la nebbia, che ci sia il sole. Non preoccuparti, chiaramente le foto sono sempre di qualità, ma come ha detto lui abbiamo proprio camminato e fotografato quello che c'era, non siamo stati andare a cercare la perfezione, lo scatto perfetto. Cioè, è stata proprio
Lui inizialmente non era contento, giustamente lui è un fotografo, gli ho detto svestiti dalla tua professione, entriamo nei boschi e camminiamo con gli alberi e facciamo queste linee. Infatti, a parte una che c'era il diluvio universale, le abbiamo fatte tutte come era e soprattutto non sono state lavorate in modo che i colori, questi sono i colori, insomma, non lavoriamo le tante. Così, noi dobbiamo far vedere il nostro Friuli com'è, non vogliamo far vedere un Friuli diverso. Ecco, cosa posso dire? Questo è il nostro libro. Le uscite, come ha detto Laura, sì, sono facili, insomma, tra l'altro studenti c'è un po' da scammettare per arrivare al tasso. Ma ci sei andata? Tu? Non l'ho fatto. Però si può fare, insomma, basta andare riposati. No, cioè, insomma, lui, il nostro caro Tasso, è un po' non è che è proprio cresciuto all'altro. E comunque sì, leggete il libro, vedete anche i libri che vi avranno proposto e soprattutto ricordatevi una cosa che noi abbiamo imparato e che è veramente una ricchezza. Quando andate nei posti cercate se potete le persone del posto, sempre, perché lì è veramente una ricchezza, come il professor San Giacomo, quando Paolo si va nelle valiche sono sempre disponibili, la sua famiglia è lì, loro sono veramente delle persone straordinarie che hanno una cultura popolare, quindi non di libro, hanno una cultura di vita, di ricerca delle cose. Ecco, che dirvi, Marco, dimmi perché io mi perdo, devo dire qualcosa. Ah, una cosa bellissima vi dico, poi vi saluto. Sappiate che quest'anno facciamo le lezioni di cultura alpina. Allora, intanto invito tutti, noi siamo sempre alla ricerca di volontari, facciamo questo lavoro, ci divertiamo e si lavora, questo non ve lo posso nascondere, quando si entra si lavora, però così, non me ne ho detto niente. E quest'anno le lezioni di cultura alpina, che di solito sono sempre dirette da Renzo e Marco, perché sono loro i ideatori, avremo proprio l'onore, perché ormai l'abbiamo preso e non lo vogliamo più, di farle con Luca. Però è un corso di fotografia un po' particolare, sempre finalizzato alla sensibilizzazione, quindi andare sul territorio con rispetto. Per cui sì, sarà un corso di fotografia in cui Luca, ovviamente, che sarà il professionista fotografo, darà delle indicazioni base per fare le fotografie con un certo criterio di una certa qualità. Ma il corso è proprio finalizzato è diretto ai naturalisti che vogliono fare fotografia, quindi a coloro che vogliono andare in ambiente e imparare come si va in ambiente a fotografare con rispetto e con sensibilità. Questo è lo scopo del corso. Non è un corso che ha lo scopo di far diventare dei fotografi professionisti, quindi non è un corso universitario, ma è proprio un corso per fare quello che hai raccontato prima. Andiamo a camminare, scopriamo le cose e fotografiamole e soprattutto lasciamoci incuriosire. Allora, noi vi abbiamo detto tutto, speriamo di avervi incuriositi, di avervi trasmesso la nostra passione e la nostra felicità nel fare queste cose. Per tutti voi stasera potete andare a casa con una copia del libro in mano, come vi ho detto prima, però tra virgolette non gratis, perché il vostro impegno sarà quello di divulgare la cultura friulana attraverso gli alberi e soprattutto di dirlo a più persone possibili, come fa Luca con le foto o come facciamo noi quando li portiamo in escursione o quando li raccontiamo. Stasera Giulia è stata un po'
stringatina, ma così leggete. Vi diamo il libro Nel cuore dei boschi, ve lo diamo a tutti uno pian piano, adesso ce la facciamo. E chiaramente invece se volete prendere un altro, volete prendere uno degli altri, voi sapete che abbiamo fatto, vi ho spiegato prima, le piante commestibili, ne abbiamo pochissimi perché adesso lo stiamo ristampando. Poi ci sono i frutti del bosco, che chiaramente come titolo abbiamo scelto frutti del bosco. In realtà all'interno ci sono una selezione di piante che ha fatto il professor Nimis dell'Università di Trieste, la selezione di piante con frutti carnosi. Lo abbiamo chiamato frutti di bosco, ma sono i frutti carnosi. Poi abbiamo fatto quello molto particolare delle piante d'acqua, anche qui si chiama piante d'acqua, ma sono tutte le piante che vivono nelle zone dove c'è l'acqua e nelle zone umide. Anche questo sembra una cosa un po' particolare perché dice vabbè saranno 4 piante, invece ce ne sono molte, soprattutto noi camminando molte le vediamo, noi tutti, noi non sappiamo, e non sappiamo che fanno parte di questa categoria. Poi invece se volete conoscere il Friuli Venezia Giulia nella Pepiere, dov'è il Furio? Ecco, abbiamo le escursioni e quindi qui potete conoscere, sono le nostre escursioni fatte sempre con come si chiama, l'argomento della geologia. E poi invece per chi vuol fare le camminatine serali, soprattutto in primavera e estate, e andare a scoprire le particolarità di alcune città del Friuli Venezia Giulia, abbiamo fatto il fuori porta dove vi proponiamo delle piccole passeggiate a Gorizia, Trieste, Pordenone e Udine. Udine l'ha curato moltissimo Enrico Rossi, che è un ragazzo che si è appena poco laureato, e soprattutto Paolo Govetto, che non so dov'è, qua in giro. Eccolo là nella mai mettere Paolo. Perché lui è come si può dire? Come definiamo? Un mostro? No, in realtà è una persona molto particolare, nel senso che lui è appassionato di grandi cantieri, segue tutti i cantieri, quindi se volete sapere chiedete a lui, ma soprattutto è curiosissimo, quindi la parte di Udine che è stata tratta dai suoi appunti è una cosa eccezionale, perché scoprite delle cose di Udine che secondo me molti non sanno. Bene, finito le vicini un attimo. Sì.